Mente e Corpo. Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentrovati amici, oggi iniziamo il discorso delle derivazioni, quindi quali sono e come funzionano i diversi tipi di sostanze di rifiuto. Dunque, la forza vitale cerca sempre di mantenere più pulito possibile l'ambiente umorale, espellendo le sostanze di rifiuto attraverso gli emuntori. Se queste eliminazioni si realizzano in modo anomalo, si tratta allora di malattia che ormai, lo sappiamo, è solo una crisi di ripulitura creata e diretta dalla forza vitale ai fini dell'autoguarigione, quindi è giusto che debba pulirsi. Quando però un emuntorio è sovraccarico e non può più eliminare le sostanze di rifiuto, non è per questo, ma l'organismo abbandona i suoi sforzi curativi e andrà a coinvolgere i detriti eccedenti verso un'altra via di uscita. Quindi al di fuori dei periodi di malattia, le sostanze di rifiuto sono dirottate da un emuntorio all'altro, senza che ce ne rendiamo conto. Ma quando questo fenomeno si verifica durante una malattia è molto più visibile ed è chiamato transfert morboso. Cioè nell'evenienza di un transfert morboso una prima malattia scompare per essere sostituita da una nuova malattia, la quale di nuovo ha solo il nome, perché in realtà la malattia è rimasta fondamentalmente la stessa. Quindi l'alternarsi di una crisi di eczema, ad esempio di una crisi di asma, è un esempio vistoso e ben noto di transfert morboso. Non appena poi l'asma sia rientrata, a seguito di un trattamento repressivo, le tossine vengono pilotate verso l'emuntonio cutaneo, dove a sua volta si manifestano sotto forma di eczema e ancora, se a sua volta l'eliminazione attraverso la pelle è bloccata dai rimedi antisomatici, le sostanze di rifiuto, in questo caso, compiono il cammino inverso e tornano a raggiungere i polmoni. E in altri casi i rifiuti vanno indirizzati verso un altro emuntorio o organo e a sua volta nuovi disturbi si manifesteranno allora dove? Al fegato oppure al cuore e ad altri organi. Quindi gli esempi naturalmente abbondano e ognuno di noi, se esamina bene se stesso, capirà che i disturbi da lui subiti in passato non sono altrettanto isolati, privi di legame, ma hanno un unico e continuo sforzo dell'energia vitale per purificare l'ambiente interno. Serve eliminare le sostanze di rifiuto, proprio come abbiamo sempre detto. Quindi la derivazione è in sostanza una tecnica copiata dagli sforzi della natura. Cioè le tecniche di derivazione sfruttano la capacità dell'organismo di poter eliminare uno stesso tipo di rifiuti attraverso diverse porte di uscita. Quindi sinora abbiamo parlato di sostanze di rifiuto solo in generale, come se ne esistesse un solo tipo potessero essere eliminate indifferentemente da un emuntorio all'altro, ma nei fatti invece ci sono tipi di rifiuti ben diversi ed ogni tipo ricorre ad un suo emuntorio ben preciso. E ricordatevi che nella medicina naturale si prendono in considerazione due tipi di sostanze di rifiuto che vedremo un po' oggi e un po' nella prossima puntata. Quelli che sono i cristalli e quelli che sono le mucine o sostanze colloidali. Ora parliamo dei cristalli. Le scorie raggruppate sotto la denominazione di cristalli sono rifiuti solubili nei liquidi. Vengono espulsi dai reni
e dalle ghiandole sudoripare, che con l'urina e il sudore offrono ampie possibilità alla loro eliminazione. I rifiuti cristalli sono duri e graffiano come i cristalli veri. La sabbietta che ci vela gli occhi alla mattina, quella che ci fa scricchiolare le articolazioni, sono esempi tipici di cristalli. Quando questi si accumulano nell'organismo, danno luogo a malattie generalmente dolorose e che non scolano. Per non scolare intendiamo dire che solo raramente provocano suppurazione o catarri. Fra le malattie da cristalli o malattie cristalloidali si possono citare i reumatismi acuti o cronici, la sciatica, le calcolosi, le nevriti, gli eczemi secchi, eccetera. I cristalli sono il residuo del metabolismo delle proteine e sono le sostanze di rifiuto che risultano dalla digestione e dall'utilizzazione di alimenti ricchi di proteine, quali la carne, il pesce, le uova, i prodotti caseari, i legumi e anche i cereali. L'acido urico e l'urea fanno parte del gruppo dei cristalli. I cristalli però possono provenire anche da un eccesso di alimenti acidi o di glucidi sconsigliabili, come lo zucchero raffinato e i dolciumi. Qualunque sia però la malattia cristalloidale da cui si è affetti, la terapeutica di base da applicarsi dipenderà direttamente dalle caratteristiche dei cristalli. Quindi ci sarà la correzione del regime alimentare con la diminuzione o addirittura la soppressione, almeno temporanea, degli alimenti generatori di cristalli. Poi potrebbe esserci la stimolazione dell'eliminazione da parte dei reni e delle ghiandole sudoripare e poi anche abbondante consumo di liquido in cui i cristalli potranno venire disciolti ed eliminati. Con questo è tutto. Nella prossima puntata invece andremo a vedere quelle che sono le sostanze colloidali e sono molto importanti. Grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Bentrovati amici, allora il problema di oggi purtroppo è ancora quello, sono ancora le truffe online del lavoro, è una cosa veramente veramente vergognosa, siamo in un'era in cui sembra che la privacy regna sovrana, un'era in cui è impossibile dire qualsiasi cosa che si viene subito attaccati, eppure a quanto pare i nostri dati non sono così al sicuro. Perché in questi giorni ho ricevuto ben due tentativi di truffa via SMS e in questo caso purtroppo devo dirvi che non c'è soluzione, non c'è assolutamente nessuna soluzione per poter rimediare a questo. Dovete solo stare veramente, veramente attenti. Vi spiego subito il perché. La prima riguarda la piattaforma di pagamento Nexi. Nexi è una piattaforma di pagamento simile a quella che è PayPal. In sostanza vi permette tramite la vostra carta di credito di poter effettuare un pagamento. Nexi è un titolo molto sicuro, attenzione, molto sicuro. Il problema è che i truffatori
riescono in qualche modo ad avvicinarvi con una truffa con un importo simile a quello che voi avete speso. Ecco, la soluzione migliore è quella di chiamare subito la vostra banca. Se la vostra banca vi dà la conferma che non c'è stato nessun movimento, allora buttate via tutto. Seconda cosa riguarda i finti reclutatori di TikTok che vi mandano un messaggio dicendovi: ah, sono un reclutatore di TikTok, ho visto che ci stai dando dentro, quindi per favore contattami. Che ecco, anche in questo caso non cadeteci dentro, perché dovete sapere innanzitutto che tutto quello che voi vedete sul web è finto. Gli stessi TikToker sono finti nel senso che hanno nelle loro spalle delle agenzie. Gli stessi YouTuber hanno delle agenzie che gli dicono cosa fare, che contenuti produrre, quindi non immaginatevi la favola che YouTube vi contatti perché diventate famosi, anzi, maggior ragione questo vi capiterà se avete account che utilizzate poco, sono tutti tentativi per farvelo riattivare, è sempre un algoritmo che gira. E il secondo è sempre il discorso del lavoro, il lavoro che vi arriva via SMS dicendovi c'è un lavoro per poche ore al giorno che tiri su 300 euro. Ecco, non fidatevi, mi raccomando, sembrano delle puntate tutte uguali, ma purtroppo il pericolo oggi del web non è più il computer, ma è la fuga di dati tramite lo smartphone. Quindi mi raccomando, prestate sempre attenzione, non cliccate nulla e buttate semplicemente tutto nel cestino oppure bloccate i numeri. Grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la prossima puntata. Omar dropped it.